La professione dell'infermiere non è più attrattiva, a dirlo i dati delle iscrizioni alla facoltà di scienze infermieristiche dell'Università di Padova. I numeri sono calati del 20% rispetto allo scorso anno accademico, ma non solo, chi già infermiere lo è guarda all'estero dove gli stipendi sono molto più alti rispetto a chi è assunto nel Padovano e in Italia. Noi riteniamo che la situazione è drammatica perché il tema è in primis la valorizzazione professionale, ma che può essere un tema un po' generale, noi dobbiamo guardarlo dentro i contratti. Noi abbiamo bisogno che si rinnovino dei contratti forti, dei contratti dove gli stipendi siano all'altezza rispetto a quello che è la professione che viene espressa. Se pensate che uno stesso professionista, infermiere, ma come medico o come tutte professioni sanitarie in Italia prende metà di un proprio collega del Nord Europa. La CGIL padovana da tempo denuncia la poca attrattività per la professione sanitaria. Secondo le stime del sindacato, in 10 anni sono stati persi 15.000 lavoratori, un'emorragia, per usare un termine medico, che riguarda soprattutto il pubblico. Se guardiamo su Padova, un professionista sanitario, che sia medico, che sia infermiere o tecnico sanitario o OS, che lavora all'azienda ospedaliera di Padova, l'ULSS 6, guadagna meno dello stesso collega che lavora in altre province, tra cui Verona e Venezia. Questa cosa è inammissibile. Il Covid è stato lo spartiacque di un prima e un dopo, spiega il sindacato. La spesa sanitaria durante la pandemia è cresciuta, ma di contro lo Stato sta tagliando. Ormai dopo il Covid la presa in carico del paziente è cambiata. Ci sono procedure più complicate, ci sono anche una richiesta di salute molto più forte, si deve recuperare tutto quello che non si è fatto. E con chi lo facciamo? Se già questi professionisti, ritorno a dire, non solo infermieri, ma tutto il personale sanitario non ce la fa più.